Ormai fa preludio al grande momento della prossima settimana santa. Ci mettiamo in contemplazione della croce del Signore, quel libro aperto, quel grande mistero del crocifisso, che è un po' il Vangelo che ci aiuta a vivere l'essere figli di Dio, e toccati proprio dall'esperienza dell'amore infinito di Dio, dona tutto se stesso nel Figlio Gesù. Questa Via Crucis desideriamo anche pregare per tutti i martiri, in particolare i martiri missionari, guardando ormai alla prossima giornata in cui si ricorderanno i martiri missionari di questo anno, che sarà proprio domani. Chiediamo il sostegno e tutto il conforto da parte del Signore Gesù per testimoniare la nostra fede. E prima di percorrere la via della croce, chiediamo perdono e misericordia. Signore, che ci hai redenti per mezzo della tua croce, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, vittima di espiazione per i nostri peccati, abbi pietà di noi. Signore, sacerdote eterno della nuova alleanza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Figlio unigenito, ma che seguendo il suo esempio sulla via della croce possiamo giungere alla gloria della Pasqua eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù, Santa Madre Deo Infante, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione: Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dopo l'ora oscura e amara del tradimento di Giuda, il Signore Gesù è consegnato nelle mani dei nemici. L'ipocrisia e la menzogna dei capi del popolo, la viltà di Pilato e l'insipienza della folla concorrono misteriosamente per sentenziare l'atto più iniquo e deplorevole mai tramato nei tessuti della storia. L'agnello innocente
è riconosciuto colpevole di un pesante crimine e altrettanto grave e infame è la pena sentenziata contro di lui. Colui che passò beneficando e risanando tutti, ora è giudicato e condannato come uno dei più miserevoli malfattori. L'animo del Signore, lacerato dagli stiletti acuti di una ingiusta condanna, si prepara così a salire l'altura del Golgota, in cui si compierà, velato nel mistero, l'arcano progetto del Padre. Liberaci, o Re dell'universo. Liberaci, o Re dell'universo. Dall'errore e dalla menzogna che insidiano e avvelenano i nostri giorni. Liberaci, o Re dell'universo. Dalla presunzione di erigerci ai giudici dei nostri fratelli. Liberaci, o Re dell'universo. Dalla iniqua amministrazione della giustizia. Liberaci, o Re dell'universo. Il tuo corpo desolato fu in quell'ora trapassato dallo strazio più crudele. Santa Madre Devo Infante, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione, Gesù è caricato nella croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. La sentenza è pronunciata. Sulle spalle ormai dolenti del condannato al Golgota è posto l'infamante patibolo degli schiavi. Il Signore Gesù, prendendo su di sé tutto il peso del peccato e della sofferenza del mondo, farà dalla croce il segno perenne della nostra salvezza e l'icona insuperabile dell'amore portato all'estremo. L'antico vessillo diventerà per i secoli futuri l'unico mezzo per solcare i tumultuosi flutti del mare della vita e approdare al porto sicuro della felicità eterna. E così dal legno, funesto strumento di morte, che sarà innalzato sul colle del Calvario, scaturirà la vita nuova, primizia della nostra speranza. Aiutaci, Signore, a portare la croce. Per essere Tuoi discepoli e seguirti fedelmente nella vita di ogni giorno. Quando le sofferenze fisiche e morali ci sembrano un peso troppo gravoso. Nell'ora della prova e nell'ora del dolore. Quanto triste, quanto affranta ti sentivi, o Madre Santa, del Divino Salvatore. Santa Madre. Terza stazione, Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Si è caricato nelle nostre sofferenze, si è addossato nei nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. L'antica profezia si invera sulla strada sassosa e polverosa che da Gerusalemme conduce al Calvario. Il fardello della croce posto sulle spalle sanguinanti del servo sofferente rivela ora tutta la sua gravosità e la sua pesantezza.
l'uomo innocente cade a terra, schiacciato dalle nostre iniquità e dall'insopportabile peso del peccato. Tutto il male del mondo sembra abbattersi, concentrarsi in quell'interminabile sentiero doloroso. Così la terra, radice originaria dell'umanità, attraendo a sé l'agnello immacolato, rivela lo stile inequivocabile del Redentore del mondo, che non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma ha sfruttato se stesso, ha assunto la condizione umana e si è fatto servo fino alla morte e alla morte di croce. Soccorrici, Signore, con la forza del tuo Spirito. Soccorrici, Signore, con la forza del tuo Spirito. Quando ci sentiamo vinti a causa dei nostri fallimenti. Soccorrici, Signore, con la forza del tuo Spirito. Quando la nostra miseria rallenta il nostro cammino verso di te. Soccorrici, Signore, con la forza del tuo Spirito. Quando vacilliamo di fronte alle prove della vita. Soccorrici, Signore, con la forza del tuo Spirito. E vedesti il tuo figliolo, così afflitto, così solo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Le misteriose parole del vecchio Simeone, pronunciate all'aurora del sorgere della luce che illumina le genti, trovano ora il loro amaro compimento. La madre, con lo sguardo velato dalle lacrime, incrocia quello del suo tenerissimo figlio. Maria è lì, sulla strada dolorosa, con il cuore straziato da una sofferenza che non ha uguali. Quale consolazione, quale conforto potrà lenire l'abisso di sofferenza che ha invaso l'animo della tua madre? Non c'è consolazione, non c'è conforto umano intorno alla madre, se non il sostegno di una fede mite e forte che realizzerà pienamente nell'ora tremenda e oscura di quel venerdì santo il suo fiat pronunciato all'alba della redenzione. L'amarissima pena della Vergine sarà così mitigata da un abbandono totale e senza riserve alla volontà di Dio, un abbandono filiale che saprà vedere nella notte buia e tremenda del dolore i bagliori antelucani della redenzione del mondo. Vergine addolorata, sostieni la nostra preghiera. Vergine addolorata, sostieni la nostra preghiera. Per le madri che sono in pena per i loro figli. Vergine addolorata, sostieni la nostra preghiera. Per coloro che soffrono a causa della persecuzione. Vergine addolorata, sostieni la nostra preghiera. Perché nella notte della sofferenza non abbiamo smarrire la luce della speranza. Vergine addolorata, sostieni la nostra preghiera. Se ti fossi stato accanto, forse che non avrei pianto. Oh Madonna, anch'io con te. Santa Madre, voi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione, Gesù è aiutato ad allungare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il Il condannato del Golgota, ormai piagato,
l'umana compassione e lo spirito del dovere dei soldati costringono un certo Simone a portare la croce. E così, pur inconsapevolmente, gli mattiniamo gli andanti di Cirene diventerà l'esempio paradigmatico del vero discepolo di Gesù che aveva affermato nel suo Vangelo: se qualcuno vuole venire dietro me, rinneghi se stesso, prendi la sua croce ogni giorno e mi segua. La croce allora non sarà più segno della maledizione e del tormento dell'uomo, ma il gioco dolce e suave in cui sono stati scolpiti indelebilmente i caratteri perenni dell'amore che salva. Portare la croce diventa così l'unica strada, irta ma sicura, che percorsa con umiltà e serenità porterà alla pienezza della vita. Donaci la forza, Signore, di camminare sulla via della croce. Donaci la forza, Signore, di camminare sulla via della croce. Quando siamo tentati di percorrere la facile via dell'egoismo, donaci la forza, Signore, di camminare sulla via della croce. Quando le pene della vita inaridiscono il nostro vigore, donaci la forza, Signore, di camminare sulla via della croce. Quando il compimento della tua volontà ci appare troppo esigente, donaci la forza, Signore, di camminare sulla via della croce.
stazione Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Né la tenerezza della madre, né l'aiuto del cireneo sembrano sostenere il Figlio di Dio nella sua ora più oscura e dolorosa. E per la seconda volta il Signore del cielo si ritrova ad abbracciare la terra. Questa tua caduta, Signore, ci indica ancora una volta la via dell'umiltà e vuole liberarci dalla gloria vana ed erroneamente compresa. Insegnaci, Signore della vita, che né il potere che inebria, né la ricchezza che stupisce, né il piacere che esalta sono strade che affermano la nostra vera grandezza. È solo percorrendo il sentiero dell'umiltà che l'uomo, tua inestimabile creatura, si innalzerà nella sua più alta dignità. Signore, Dio umile, ricorda alle nostre coscienze, smemorate e distratte, che lucentezza e splendore del nostro volto non potrà essere che la irradiazione del tuo amore. Dona, Signore, la forza di riprendere il cammino della vita. Dona, Signore, la forza di riprendere il cammino della vita. A coloro che sono schiavi degli idoli del mondo. Dona, Signore, la forza di riprendere il cammino della vita. Ai perseguitati a causa dell'odio e della violenza. Dona, Signore, la forza di riprendere il cammino della vita. A coloro che sono caduti nelle travi ingannevoli dell'alcol e della droga. Dona, Signore, la forza di riprendere il cammino della vita. Ma che il tuo materno affetto per tuo figlio benedetto mi commuova e ti amico. Santa Madre Deo e Padre, che le chiame del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Pietose e compassionevoli, alcune donne di Gerusalemme avevano seguito il figlio di Davide lungo la via dolorosa, ma sul loro pianto cala, improvvisa e inaspettata, la triste profezia di Gesù. Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché se si tratta così legno verde, che avverrà dell'innocenza? Quelle parole, che da lì a qualche anno si realizzeranno amaramente in una delle più gravi sciagure che ha colpito il cuore della città santa, devono però scolpirsi come accurata profezia nelle coscienze dei popoli. Se l'innocenza e l'amore sono così duramente colpiti, che ne sarà di coloro che innocenti non sono e si chiederanno alla verità che salva? Solo contemplando la profondità dell'amore del Padre, che ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, e solo accogliendo i benefici della sua salvezza, la nostra terra non sarà più bagnata di lacrime e amara. Abbi pietà, Signore, Abbi pietà, Signore. per l'infedeltà del tuo popolo, Abbi pietà, Signore. per la durezza nel credere al tuo amore, Abbi pietà, Signore. per non averti riconosciuto e amato i nostri fratelli. Abbi pietà, Signore. Dolce Madre della
Santa Madre Deo in Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Tra i rami argentati dal chiarore della luna piena, nel giardino degli ulivi, il Figlio di Dio, prostrato con la faccia a terra, aveva pregato il Padre perché allontanasse da lui il calice amaro della passione. Ora quel calice va lentamente consumatosi e nuovamente il Messia si ritrova prostrato nella polvere. Gli stragi dei nemici, le violenze subite, l'abbandono anche degli amici più intimi rendono insopportabile il peso del suo dolore. E ormai completamente sfinito in tutte le sue forze, con il cuore colmo di una inimmaginabile amarezza, il Signore cade per la terza volta. Tuttavia non si è fatta la mia, ma la tua volontà, aveva concluso nella sua accurata preghiera. Il calice, sì, deve essere bevuto fino all'ultima goccia, ma sostenuto da questo filiale e fiducioso abbandono alla volontà del Padre suo, l'agnello innocente, condotto al macello, ritrova la forza per rialzarsi e per raggiungere il luogo dell'immolazione, quel monte dal quale scaturirà perenne la fonte della nostra salvezza. Vieni in nostro aiuto, Signore, nostra salvezza. Vieni in nostro aiuto, Signore, nostra salvezza. Quando i nostri peccati insidiano la nostra speranza. Vieni in nostro aiuto, Signore, nostra salvezza. Quando cadiamo a causa della nostra miseria. Vieni in nostro aiuto, Signore, nostra salvezza. Quando la solitudine e l'incomprensione ci amareggiano. Vieni in nostro aiuto, Signore, nostra salvezza. Con che spasimo piangevi, mentre trepida vedevi il tuo figlio nel dolore. Santa Madre Deo in Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ecco l'uomo, aveva salvato Pilato mostrando il re dei Giudei a una folla aggressiva e incautamente giudicante. Ora il re ha raggiunto la cima del Golgota, la sua ascesa regale è compiuta. Da quella collina e solo da essa si irradierà il vero potere di Dio e dell'uomo. Ancora una volta esposto al disonore e all'udibrio, egli è spogliato delle sue vesti, segno incontrovertibile della sua donazione totale. Il Signore del cielo e della terra non ha tenuto nulla per sé, perché l'amore non conserva, l'amore dona fino alla fine, dona tutto. Potere di Dio è l'amore, e inabissandosi nelle sue profondità, Gesù tesserà la candida veste, frutto splendente della sua Pasqua. Tessuta con la lana dell'agnello innocente, essa rivestirà della giustizia di Dio tutti coloro che la porteranno, purificati
sangue e dall'acqua sgorgati da quel monte santo. Salvaci, o Signore, dalla presunzione di bastare noi stessi, da una libertà senza fondamenti e senza contenuti, dall'orgoglio di una ragione non illuminata, dai desideri e dalle passioni mondane. Le ferite che il peccato sul tuo corpo provocato siano impresse, o Madre, in me. Santa Madre de voi fate, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 11ª stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio e crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra, l'ora è giunta, il dramma si compie, il re ascende al trono. La mano dell'uomo si alza, impietosa e insipiente, per immolare l'agnello mansueto sull'altare dell'antico regno. Le tue mani, Signore, che all'alba della creazione ci hanno formato e plasmato, ora, nella pienezza del tempo, sono state immobilizzate per la nostra iniquità. L'autore della vita è inchiodato per mano della sua creatura al palo della morte. Ma la vita, apparentemente sconfitta sul curto patibolo, farà di esso lo strumento della sua definitiva vittoria. Essa sarà innalzata alla terra perché tutti possano contemplare l'ineguagliabile e autentica icona dell'amore ed essere così attratti dal fascino della sua indicibile bellezza. Gloria a te, Signore. Gesù, inchiodato al legno della croce, tu ci salvi dal potere del maligno. Gloria a te, Signore. Gesù, sommo sacerdote, tu offri al Padre il sacrificio della salvezza. Gesù, agnello innocente immolato sulla croce, tu ci doni la vita vera. Del figliuolo tuo trafitto, per scontare il mio delitto, condivido ogni dolore. Santa Madre de voi fate, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 12ª stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono le ultime parole del Figlio di Dio morente sulla croce. Siamo giunti al momento supremo.
Inesplicate e misteriose possono essere le cause che hanno concorso per la realizzazione del dramma fatale. Una sola si innalza incontrastata e convincente: l'amore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. L'icona del crocifisso diventa così la massima espressione dell'amore di Dio. Dalla croce, che è alta e sovrana, campeggia sul colle della storia, si irradieranno i raggi luminosi della nostra salvezza. Nella croce, il cielo e la terra si incontreranno in un abbraccio che folgora in amore in uno. Per la passione e morte del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Per la passione e morte del tuo Figlio, ascoltaci, Signore. Perché ogni uomo accolga dall'albero della croce il frutto della vita e della speranza. Per la passione e morte del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Perché coloro che non credono, come il centurione ai piedi della croce, sappiano vedere nella morte di Gesù il segno sconvolgente della gloria divina. Per la passione e morte del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. Perché gli ammalati, gli agonizzanti, sentano accanto a sé la presenza consolante del servo sofferente. Per la passione e morte del tuo Figlio, ascoltaci, Padre. I dolori quale abisso, presso Madre al crocifisso, voglio piangere con te. Santa Madre de voi fate, che le preghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 13ª stazione: Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il Figlio di Dio dallo stato completo della sua debolezza. Il corpo inanimato è deposto dalla croce e consegnato agli affetti delle persone care. Tra di esse non poteva mancare la madre. Quelle braccia che tante volte avevano accolto teneramente il fanciullo nella dolce casa di Nazareth, indebolite da una sofferenza estenuante, si fanno premurose custodi dell'amore della vita, ora misteriosamente inerte. Nella quiete desolata e nell'amaro silenzio del vescovo di quell'interminabile venerdì santo è deposto nel grembo della madre il frutto maturo dell'amore. E le tue lacrime, Maria, sparse abbondanti nell'ora dell'indicibile sofferenza, mescolandosi nei rivoli del sangue innocente del tuo Figlio, faranno di te, Vergine addolorata, ineguagliabile corredentrice dell'umanità. Ti benediciamo, Cristo, per il tuo amore che ha salvato il mondo. Ti benediciamo. Per il frutto della vita scaturito dalla tua croce. Per la tua fedeltà alla volontà del Padre. Con amore di figlio voglio fare mio il tuo cordoglio, rimanere accanto a te. Santa Madre de voi fate, e le piaghe del Signore siano in
adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo. Là, dunque, poiché era il giorno della parascena dei Giudei, e dato che il sepolcro era vicino, deposero Gesù. E così, nel più deplorevole dei modi, sembra concludersi l'entusiasmante e promettente vicenda del giovane profeta di Nazareth. Contro la pietra posta davanti al sepolcro sembrano infrangersi le speranze anche dei discepoli più fedeli. Il Re è morto e tutta la terra è avvolta da un misterioso silenzio, preparazione alla grande sinfonia che si eleverà incontenibile il mattino di Pasqua. E come all'alba della creazione un giardino aveva custodito i profumi e le primizie della vita nascente, così ancora in un giardino, dal chicco di grano deposto nel cuore della terra, germoglierà il fiore della nuova creazione, la cui fragranza innebrierà per sempre i sentieri dell'umanità redenta. Donaci, Signore Gesù, la vera umiltà del cuore. Donaci, Signore Gesù, la vera umiltà del cuore. Per sfuggire alle smanie della vanità, del potere e del successo. Donaci, Signore Gesù, la vera umiltà. Per essere partecipi della tua morte redentrice. Donaci, Signore Gesù, la vera umiltà del cuore. Per risorgere con te a vita nuova. Donaci, Signore Gesù, la vera umiltà del cuore. O Madonna, o Gesù buono, ti chiediamo il grande dono dell'eterna gloria in cielo. Santa Madre de voi fate, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Abbiamo ripercorso le tappe, la via della croce, della fede, questa via dolorosa che ha condotto il Figlio di Dio a sacrificarsi per noi uomini, per la nostra salvezza. Apriamo i nostri cuori alla luminosa speranza della risurrezione. E così insieme diciamo: Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, tu agnello innocente, che sei stato immolato sull'altare della croce per riscattarci dal potere del peccato e della morte, sostieni sempre con la potenza della tua grazia i passi della nostra vita, perché seguendo fedelmente le tue vie possiamo gustare il frutto perenne della redenzione. Amen. O Dio, che nella passione e morte del tuo Figlio hai risollevato l'umanità decaduta a causa dell'antica colpa, illumina la nostra vita con la luce della sua risurrezione, perché come figli del tuo amore possiamo camminare verso la Pasqua eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Per il segno della Santa Croce vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
rompi sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crude. Ti sa